Non vedo altre prenotazioni in discussione dell'argomento. Allora cedo la parola al Presidente della Commissione Statuto, Carlo Alberto Tesserin, per la replica, tenendo presente che sarebbe intervenuto anche il relatore di minoranza e il consigliere Reolò, ma come avete sentito un impegno personale dovuto a una visita medica l'ha costretto a partire prima. Pertanto voglio ribadire che gli emendamenti vengono presentati fino alla chiusura della discussione, cioè fino alla fine dell'intervento del Presidente Tesserin. Prego. Grazie anche a tutti i colleghi che hanno voluto essere qui oggi pomeriggio in una seduta che non ha formalità, perché non dobbiamo votare, non ci sono quindi adempimenti istituzionali. E la presenza è gradita perché sento di dover esprimere davvero un ringraziamento a nome di tutti i componenti della Commissione, perché in questi 2 giorni mi è sembrato di poter scorgere anche in aula lo spirito costruttivo della Commissione. Eravamo partiti nella giornata prima, secondo me, non bene, ma mi pare che gli interventi che sono succeduti sono importanti per ciascuno di noi, al di là di quello che sarà il risultato. Aver avuto 27 interventi, comprese le reazioni 28, questo mio di adesso, è inusuale in positivo su un tema statutario. Noi siamo documentati su quello che avviene nelle assemblee delle altre regioni, usualmente intervengono i capigruppo e pochi altri. Ecco, aver avuto questa quantità di interventi, questa qualità, se mi consentite, di interventi, certamente molto di più della minoranza, 21 contro i 6 della maggioranza, è un dato che gratifica quest'Aula. Mi viene fatto di segnalarvi una espressione che disse a me nella precedente discussione generale il professor Bertolissi, che ci assisteva nei lavori, dando una sua interpretazione sulla qualità del Consiglio regionale di allora. Parliamo di 10 anni fa. E lui mi diceva, ecco, voi siete una grande portaerei. Volendo dire, la portaerei è lo strumento che ha al suo interno il massimo di dotazioni tecniche, scientifiche, di competenze per affrontare qualsiasi evenienza e condizione, positiva o negativa che si verifichi. Lo disse allora dopo aver ascoltato l'Aula e aver poi dopo partecipato a una data di negatività, perché non era bastata la positività degli interventi in discussione generale per poi approdare a un dato positivo. Non dico questo in maniera di negatività, ma lo dico perché noi da un lato abbiamo lavorato secondo me egregiamente bene in questi giorni d'Aula, e però come siamo stati contrappuntati nell'opinione che arriva all'esterno da parte della stampa. I 3 maggiori giornali veneti di ieri dicevano, Corriere del Veneto, Statuto riparte il Calvario. Oggi lo Statuto affronta l'Aula, la sinistra ostruzionismo contro il taglio dei consiglieri, le forze politiche sono divise. Veneto al via la maratona, il nuovo Statuto frantuma l'opposizione. Questo è quello che dicevano ieri. Quello che dicono oggi, tagli a poltrone e stipendi a parole. Iniziata tra proposte fasulli e ipocrisia la maratona in regione. Statuta, ora si litiga sul proporzionale. E purtroppo dobbiamo fare i conti con una società che è così informata e che ci obbliga a tener conto che le nostre concezioni di uno sforzo per superare questo ritardo che abbiamo si misurano con una società che oggi ha altri problemi, altre aspettative e altri tipi di riferimento. E allora io credo che le preziose osservazioni che sono venute non possono essere disperse. Io credo che noi dobbiamo avere la coscienza, per quanto riguarda la Commissione, e mi pare positivamente anche per l'Aula,
che abbiamo fatto un percorso diverso dalle altre volte. Non abbiamo fatto la ricerca degli elementi di incontro sullo Statuto, abbiamo messo sul piatto gli elementi che sapevamo essere di difficoltà. La concezione della legge elettorale con tutto quello che comporta, diritto e rispetto della democrazia e contemporaneamente aspettative del mondo esterno, e dall'altro la obbligatorietà che questa Assemblea ritorni ad essere ispirata al concetto di sana democrazia che sa far valere fino in fondo i diritti della minoranza, ma che lascia alla maggioranza il diritto-dovere di assumersi le responsabilità dopo tutti i dibattiti che vogliamo fare. E io credo che la Commissione ha mandato in aula, sapendo che è l'Aula che è sovrana, che è una proposta, non è un dato definitivo, perché l'Aula intervenga nei temi positivi e meno positivi per poter esprimere definitivamente il percorso che vorremmo fare. Velocemente cercherò di dare alcune indicazioni che a me sembrano importanti su alcuni colleghi che sono intervenuti. Parlerò prima di quelli che non fanno parte della Commissione, perché sono più preziosi per me gli interventi fatti dai colleghi che non facevano parte della Commissione, perché hanno avuto modo di valutare il contenuto della proposta senza averla vissuta giorno per giorno. E il mio timore era che quando saremmo arrivati in aula, questi consiglieri dovevano fare una grande fatica per accettare la mediazione, non avendola vissuta. Credo che, partendo dal collega Laroni, ha voluto ricordarci il concetto della globalizzazione, della sussidiarietà, delle condizioni del federalismo. Ha giustamente detto che dobbiamo tenere aperte le porte perché non può essere uno statuto per sempre, ma che deve essere duttile e flessibile, ma ci ha ricordato anche che rischiamo di bagnarci le scarpe. Con questo ha usato un'espressione bellissima, secondo me, significativa, nel dire che per le nostre condizioni operative siamo portati a mescolare qualche volta le aspettative della politica, le aspettative dei partiti, ma anche le aspettative personali. E allora noi dobbiamo invece sapere che dello Statuto c'è un punto di responsabilità che ci porta a privilegiare le aspettative della gente. Le altre hanno obbligatoriamente un livello diverso. Mi è piaciuto molto l'intervento del collega Fasoli, mi dispiace che oggi non c'è, mi aveva detto che non poteva esserci, e ha parlato in maniera chiara del disagio. E come non condividere questa affermazione? Il disagio di ciascuno di noi oggi in quest'Aula, ieri in quest'Aula, a dibattere di argomenti così importanti per la collettività, sapendo che c'è una sfasatura fra noi che siamo qua e i cittadini che sono fuori. E lui diceva la difficoltà tra le decisioni che dobbiamo prendere è il clima dell'Aula, perché tante volte noi ci troviamo in Aula a subire un clima che sarebbe improprio, ma diventa proprio per le condizioni che non siamo in grado di dover superare. E ci ha segnalato l'obbligatorietà di non piantare le bandierine, ci ha ricordato che non è il miglior statuto, l'abbiamo detto nella relazione, ci ha ricordato il concetto del compromesso nobile, quello che ci ha insegnato il patriarca Scola quando è venuto qua e che ha ricordato anche ieri il collega Pipitone, nel senso di obbligarsi insieme per ottenere un risultato. Ed infine la obbligatorietà di segnalarci l'invito ad alzare l'asticella, ma non per fare come i bambini che ci passano sotto, ma per avere il coraggio di saltarla per ottenere il risultato. Il collega Ruzzante ha fatto una disamina di quello che era il 1970, quando avevamo la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, vivevano all'interno di una realtà con grande responsabilità, con differenze più forti, ma che riusciva comunque a essere più in sintonia con i problemi della gente. E ci ha ricordato che c'è una obbligatorietà prevalente del rispetto in riferimento al resto, il rispetto delle istituzioni, e attraverso il rispetto delle istituzioni e la visione che nelle istituzioni arriva il voto della gente, che va sempre e comunque rispettato. E allora è vero che ognuno di noi avrebbe voluto avere qualcosa di più,
qualcosa di diverso, ma sono state indicate anche le rinunce degli uni e degli altri per arrivare a quel giusto, nobile compromesso. Valdegamberi, mi dispiace che non ci sia, ci ha segnalato che non può essere lo statuto del vogliamoci bene. Io mi rifiuto di pensare che possa essere lo statuto del volerci male, ecco, nel senso che la concezione di uno statuto non può essere una visione di ricerca della piaggeria tra di noi, ma certamente la ricerca delle condizioni comuni non può essere il non volerci bene. Ci tengo anche a dire che le cose che ci ha detto Valdegamberi mi dispiace di non averle riscontrate all'interno della proposta dell'UDC. La Commissione ha lavorato su 4 proposte ufficiali, ha cercato tutti i punti di incontro. Devo dire che le cose che ci ha detto Valdegamberi, abolizione delle province, comuni c'è 10.000 abitanti, il sistema proporzionale, tutte cose rispettabilissime, in Commissione non sono mai arrivate e non erano contenute all'interno della proposta. Sono successive, ripeto, sono tutte quante meritevoli di fortissima attenzione, ma non sono il dato della possibile discussione in discussione. E quindi non può essere che accanto alla condivisa ricerca della democrazia applicata a tutti i costi, anche per far sì che le rappresentanze territoriali, politiche, siano ricercate attraverso la legge elettorale, poi ci porti a condizioni di vartura diversa. Il collega Peraro ci ha ricordato, come ho appena detto, dell'incontro con il Cardinale Scola e ha avuto una battuta bellissima di De Gasperi. Ti ringrazio, una cosa per me che sai che mi sta a cuore e che ricorda una storia di cui dovremmo essere certamente fieri ed orgogliosi. Il collega Fracasso poi ci ha detto 1970, io andavo in prima elementare, no? Che bello questo, quanto è lontano da me, voglio dire, ma quanto è bello questo. E però averci messo avanti una fotografia di com'era la realtà dei costituenti, da uno che da giovane li ha vissute, e averci ricordato come avevamo in termini positivi un concetto del consociativismo, è un elemento di lettura del passato per darci più forza per vedere il domani. Una città che è fortemente cambiata e mi è piaciuta che serve la carta d'identità. Dove noi andiamo dobbiamo avere una carta d'identità. Tante volte non serve, ma in alcune occasioni è indispensabile. E allora, come giustamente dice, com'è che selezioniamo la classe politica dirigente? Ha ripreso il concetto di qualità che stamattina in maniera molto forte ha ripreso il collega Tiozzo, perché un conto è ipotizzare la casta riconducibile a costi contenuti e un conto è valutare la casta cosiddetta in termini di quello che sa fare, che sa produrre, che sa mettere a disposizione della collettività. E io credo che sia importante questo tipo di riflessione che parte da lontano ma arriva all'oggi. E Azarin ci ha detto 440 chilometri di argini e 80 chilometri di argini di mare. Per me che vengo da quelle parti lì, è una cosa importante, non è la sottolineatura di una specificità marginale, è la sottolineatura della ricchezza, della pluralità dei nostri territori che vanno integrati, conservati, potenziati per sapere mettere in fruizione per tutti e per la collettività. E ha voluto dirsi che è importante il concetto delle province. Potrebbe esserci un progetto che dice che Rovigo come provincia non c'è più. Ecco, è una cosa a cui dobbiamo pensare con una capacità di comprendere cosa vuol dire e cosa vorrebbe dire per un'area che ha bisogno di maggiore attenzione e non di minore attenzione. E poi Franchetto ci ha detto, ecco, che i costituenti costruiscono, non demoliscono. È una cosa che condivido molto. Quando una qualsiasi colletà deve scrivere il suo statuto, pensa a tutte le cose in positivo e di parare quelle negative, non di impedire che ci siano le presenze estranee. E ci ha lanciato questo messaggio: il Paese brucia, il Paese ha delle problematiche enormi.
e ci ha voluto dire che la condizione generale in cui noi siamo chiamati a operare è importante perché le persone che in quest'Aula non possono venire, però le persone che hanno scelto noi hanno affidato a noi la responsabilità di rappresentarli e di rappresentarli quando le occasioni diventano specchio di una realtà a cui la gente vuol fare riferimento. Causuin ci ha ricordato che Galan poteva permettersi di non avere adempiuto allo statuto. Aveva fatto una grande cosa facendo una proposta antesignana ancora nel 2000 all'inizio della legislatura, ma la società in quel momento non aveva bisogno di esempi forti da parte delle istituzioni e quindi non è successo qualcosa di straordinario in negativo. Però si aggancia questo al concetto che questo statuto consente la possibilità di utilizzare la Carta Costituzionale per articoli 116 e 119, mettendo in risalto le condizioni di eccellenza. L'amico Grazia, a cui ricambio le espressioni di stima, di amicizia e di affetto, volevo anche dire che il mio vestito bianco e nero è quello che indosso indifferentemente ai funerali e alle feste, perché ai funerali e alle feste si va vestiti in bianco e nero. E chi mi ha visto quella mattina non mi vedeva vestito a lutto, ma mi serviva a esprimere una concezione di negazione di partire con lo statuto con l'idea di un funerale annunciato. Mi sembrava più importante dire è una festa che faremo, perché è l'esatto opposto, ma questa è la nostra responsabilità e non il contrario. E voglio dire che la non capacità di rappresentare attraverso le due relazioni il lavoro della Commissione, la sento tutta. Cioè io non credo che nelle due relazioni, non voglio parlare di quelle di Roma, della mia, io sia riuscito a scrivere la fatica, l'impegno, la capacità di cercare di stare insieme che abbiamo fatto in oltre un anno di lavoro. E però, ripeto quello che ho detto prima, non poteva essere che partissimo da considerazioni che nelle 4 proposte presentate non erano presenti. Perché noi da quelle partivamo e lì abbiamo cercato gli punti di incontro. Poi sono cambiati gli scenari. E purtroppo dobbiamo renderci conto che in questa società la velocità delle mutazioni è stravolgente. Se noi avessimo portato in aula lo statuto a luglio, forse l'avremmo chiuso, perché alcune condizioni di intoppo che sono arrivato non ci sarebbero state. Se il 2 agosto, quando noi vi abbiamo chiesto di andare in aula, anche se era agosto, avessimo avuto una disponibilità invece che un diniego, forse qualcosa di diverso sarebbe arrivato. Abbiamo dovuto renderci conto che c'è una grande condizione di difficoltà. Per cui concordo con te che chi tradisce i patti si assume una grande responsabilità, però il dato vero è di comprendere se i patti che abbiamo sottoscritto nella mutevolezza delle condizioni sono peggiori nella misura in cui li neghiamo o se li riflettiamo e li sottoponiamo all'Assemblea. Io da Presidente della Commissione tengo fede a quel patto. In quest'Aula la Commissione è così come l'abbiamo voluto, è in Commissione. Voi sapete che c'è stata una parte politica che con forza ha voluto mantenere nella legge elettorale i 60 consiglieri. A fronte di questo io continuo a dire che l'Aula può valutare il lavoro lasciandolo così, parzialmente modificando come inevitabilmente arriverà, ma anche avendo la coscienza che fino a quel punto il lavoro era leale, corretto e rispettoso di tutti. Finisco con questa battuta sempre riferita all'amico Grazia. Chi di noi è orgoglioso di essere consigliere regionale? Io fino in fondo, e lo sono per 5 legislature, convinto che per 5 legislature i cittadini che hanno scritto il mio nome in quella scheda mi hanno dato una grande responsabilità. E allora non posso non ringraziare il collega Foggiato, ricordandogli però che il numero di consiglieri nello statuto vigente non c'è perché non poteva esserci, perché la legge nazionale fino al 1999 riservava a se stessa la parametrazione che veniva imposta alle regioni e solo da allora noi abbiamo la potestà, quindi quello statuto non si poteva metterlo
E allora, prima di farci una critica, magari qualche volta serve anche la documentazione e il sapere delle cose. Sinigaglia ha fatto un intervento bellissimo, ci ha ricordato il valore degli anziani e delle famiglie, ma ha voluto dirci che aveva compreso il significato di alcune valorialità che ci sono nello Statuto. Queste sono importantissime. Noi abbiamo sempre detto è timoroso, è poco coraggioso, perché? Io l'ho detto che non era coraggioso, perché no, se uno lo prende e lo paragona con quello del 1970 e lo riferisce su questi temi, articolo 5 e articolo 6, quello che abbiamo scritto è non avanzato, è estremamente più avanzato. I diritti delle opposizioni sono una cosa bellissima secondo me, imparagonabili a quelli di prima, in una società che è cambiata. Quando io in quest'Aula ho fatto i complimenti a Zaia, riferito al non aver ingerito su, perché io credo che abbiamo creato delle condizioni statutarie a favore del Consiglio, a favore della minoranza e a favore della realtà complessiva che certamente aveva bisogno di essere messa in evidenza. Il mio tempo è scaduto. Avrei tante altre... Continui pure. Ringrazio. Ci tengo a dire che la considerazione che ci ha fatto Pigozzo, che ci ha detto fare lo statuto è un dovere, non possiamo bruciare questa occasione. È una riflessione che è echeggiata più volte, no? E si sposa con quella che ci ha fatto poi Bortoli del timore che sia autoreferenziale, che noi rischiamo di fare una cosa che parli a noi stessi piuttosto che parli fuori. Ecco, io credo che quello che ci ha detto Sinigaglia, leggendo gli articoli dei principi, sia la risposta più forte, perché non è rivolta a noi, è rivolta alla collettività. E la capacità di misurarci, maggioranza e minoranza, puntando a una capacità di interazione con i problemi, è un dato che ci porterà a cambiare il nostro modo di essere. Io credo che pochi dei nostri consiglieri, anche di quelli che fanno parte della Commissione, hanno messo insieme cosa vorrà dire quando approveremo i 3 piedi che stiamo mettendo a condizioni di utilizzo, lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale. Cosa vorrà dire in quest'Aula? Più per la maggioranza che per la minoranza. Una maggioranza che dovrà essere operosa, di qualità, presente, che dovrà faticare molto di più, non di meno, perché non è che perché staremo in aula meno tempo a rispondere ai problemi che saremo esonerati da utilizzare al meglio i nostri tempi e di interagire prendendo fuori il meglio che c'è in noi per rispondere a questa nostra collettività. E allora ho cercato di lasciare in fondo 2 interventi che a me sembrano significativi, 2 della maggioranza e 2 della maggioranza. Il collega Pettenò lo ringrazio per le espressioni che ha avuto nei miei confronti, sicuramente generose, e però lo condenso in una battuta. So veneto, ma non mona. Ecco, io credo che detta da Pettenò, per la ricchezza di argomentazione che sempre ci riserva, condensa in questa battuta una cosa di grande verità, che è nel DNA di noi veneti, e che è la storia dell'auspicato federalismo che non arriva, che è nella storia di una regione che ha davanti uno sforzo enorme nel scegliere se i 60 che volevamo tutti sia peggio dei 50 più 1 che il decreto ci mette davanti. Però io sono uno che, essendo contrario a subire il diktat nazionale, e quindi mi batterei all'infinito per dire che dobbiamo impugnarlo in tutte le sedi, dopo aver ascoltato i nostri consulenti ho dovuto dire che il rischio che correremo di mettere il Veneto nella condizione di essere considerata una regione non virtuosa quando gli altri saranno in maggioranza non virtuosi. Perché la proposta di Tondo di ieri di dire riduco i miei 60 consiglieri da 48 è offensiva per la Costituzione nazionale. Perché non è accettabile che noi in Italia abbiamo 3 livelli di rispetto nei confronti delle istituzioni. Uno, prima privilegiato in maniera indegna le regioni a statuto speciale, dopo le condizioni delle regioni che dissipano le risorse
e poi quelli che devono continuare a produrre, a lavorare, a sacrificare perché le risorse nascano anche per quelli che le sprecano. E allora da quel punto di vista la espressione Soveneto Mano Mona è un richiamo forte a questo tipo di responsabilità, ma a quei tavoli noi dobbiamo andare non avendoci assimilati a loro nel diniego, ma mettendoci al di sopra di loro per pretendere che il percorso dello vero federalismo vi ha portato a compimento. E poi c'è il ragionamento che ci ha fatto la collega Puppato e ci ha ricordato, lo dico in una battuta sola, oltre alle rinunce reciproche che abbiamo fatto, l'albero del cacchi. Ecco, è una cosa che a me ha colpito molto, no? Un albero che ha saputo resistere alle guerre, alla bomba atomica e che riesce a rappresentare nella concezione orientale l'albero delle 7 virtù. Ecco, a noi basterebbe averne qualcuna, non tutte e 7. E io credo che è anche di buon auspicio. Ho lasciato alla fine gli interventi dei due amici colleghi della maggioranza perché mi pare che abbiano con molta pragmaticità detto un passaggio che non possiamo permetterci di sbagliare. E ha detto bisogna che noi ricomponiamo il tavolo, ha detto Dario, e Federico ci ha detto è difficile, ha riconosciuto che è difficile, che è un passaggio storico, io dico per la capacità di stare insieme, ma dobbiamo rapidamente, è questione di ore o di giorni, per non disperdere. Guardate che l'esperienza ci dice che finita la discussione generale, se noi ritorniamo qua la prossima settimana credendo che da solo si risolve il problema, troveremo più problemi di oggi, perché la positività dei dibattiti di oggi vale oggi, non potrebbe valere più domani. Se noi lasciamo che le condizioni soggettive, ognuno per suo conto, le vada a partorire su percorsi diversi, ci troveremo qui dilaniati su temi impropri, non quelli veri, ma che potrebbero portarci fuori strada. E allora io, che sono d'accordo con Grazia, che questa regione ha avuto la fortuna di avere di padri costituenti straordinari, mi ero segnato le battute di Cortese, perché Marino Cortese è stato il relatore, il mio parallelo, di 40 anni fa, presidente di quella commissione statuto, relatore in aula di quella stagione molto più facile, devo dire che i discorsi che abbiamo fatto ieri in ordine ai percorsi, quelli di Rusante, quelli di Fracasso, che abbiamo voluto mettere insieme come eravamo e come siamo, e quanto più complessa e difficile sia questa società. E allora dice Cortese, nella reazione che ci è tenuta in provincia in occasione di 40 anni, il 6 luglio del 2010, dice, riandando al 6 luglio 1970 e guardando alla situazione attuale, misuro però con preoccupazione un allentarsi della vitalità della politica, un venir meno della sua alta dignità e della considerazione tra la gente, uno sfarinarsi della democrazia rappresentativa, che per me significa democrazia tout court, una perdita di ruolo delle assemblee elettive, dal Parlamento ai consigli comunali, una scarsa attitudine a quella pratica del confronto politico che pur tra posizioni molto più antitetiche di quelle di oggi consentì il 4 dicembre del 1970 l'approvazione dello Statuto regionale con un solo voto contrario. L'auspicio è che la nuova stagione statutaria che va aprendosi, cui auguro la stessa efficienza e concludenza di quella di 40 anni or sono, sia l'occasione per un dibattito ampio, aperto ed entusiasta, per scelte coerenti sui grandi valori della democrazia in questa nostra terra veneta. Era il suo auspicio, è il mio augurio.
Grazie Carlo Alberto. Allora, con la replica del relatore si chiude la discussione generale. Si passa quindi all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo 57 del regolamento. Il Consiglio